formazioni partendo dalle ospiti con Verdù, Putto, Ferrari, Barban, Fasani, Ficeto, Failla, Maretti, Barban, Zardini, Evelin e Santi. L'allenatore è mister Andrea Rossi. Risponde la femminile Molfetta con Scianamea, Enrico Dell'Ernia, Luna, Pernazza, Calè, Piccino, La Torre, Caballero, Valenzano, Ginosa e Bocaleb. L'allenatore mister Diego Iessi. Squadre in campo per il saluto prepartita. Gara già importante per il futuro di Verona e Molfetta. Il Verona con un punto in classifica in virtù del pareggio ottenuto in extremis sul campo del Montesilvano Futsal Club. Un pareggio ottenuto in questa stagione anche dalla femminile Molfetta all'esordio con l'Altamura, ma i punti in classifica sono -2 in seguito alla penalizzazione di -3 arrivata nel corso dell'estate, e dunque oggi il Molfetta vuole portare a casa il bottino pieno per levare quel fastidioso segno meno davanti al numero e iniziare ufficialmente la propria stagione. Femminile Molfetta reduce dalla sconfitta di misura sul campo della kick-off, sconfitta che però ha lasciato tanti spunti positivi alla squadra allenata da mister Iessi. Adesso si caricano le due squadre, l'urlo pre-gara dell'Audace Verona, il 5 alto dato dalle giocatrici della femminile Molfetta. Oggi maglia giallo fluo con inserti neri, portieri maglia invece arancio-nera. Momento della foto prepartita per il Molfetta. Prima dell'avvio della gara ci sarà da osservare un minuto di silenzio per commemorare i 3 carabinieri morti nella tragedia di Casteldazzano vicino Verona in questa settimana. Gli arbitri sono già posizionati a centrocampo. Ultimi scatti per il Molfetta. Verdù tra i pali, Putto, Natascia Barban, Melissa Barban e Evelin, il quintetto scelto da mister Rossi. Scianamea, Pernazza, Luna, Enrico e Calè per mister Iessi. Fischia il signor Barilla, adesso è quasi tutto pronto per dare inizio a questa gara. Del Molfetta il primo pallone con Pernazza e Calè a centrocampo. Prende posto anche il signor Laforgia al crono. Fischietto in bocca per Andrea Barilla. Può finalmente cominciare. Femminile Molfetta, Audace Verona, con Enrico che manovra il primo pallone in banda da Luna, fermata da Luana Putov sulla sua parallela, rimessa laterale per Chiara Pernazza, presenza numero 2.
per lei con questa maglia. Enrico, Luna, sterza, torna indietro da Marfil Enrico, poi Calais a memoria, cerca Luna, palla che si alza, non scende più, rimessa laterale a favore dell'Audace. La prima indicazione di mister Iessi è di alzare subito la pressione. Verdù in avanti, dove però non c'è nessuna rimessa laterale a favore del Molfetta, con Pernazza che si incarica della battuta. Primi movimenti anche sulla panchina del Molfetta, con Valenzano e Dell'Erni a scaldarsi. Luna, è partita Enrico, Luna la cerca ma non la trova, poi per un attimo Pernazza, ancora ad Enrico, in banda numero di Enrico, colpisce in pieno Verdù, la prima grande occasione l'ha avuta il Molfetta con il suo capitano che ci riprova, viene poi fermata da Evelyn. La caparbietà di Enrico, Verdù brava a rimanere in piedi sul primo tentativo, è stata colpita di fatto in faccia, poi sul rimpallo ci ha riprovato Enrico, fermata da Evelyn, rimessa laterale. Nel contrasto ha avuto la peggio la calcettista brasiliana, classe 2003, arrivata in estate in Italia, ex Unidep Pato Branco. Un gol in questo avvio di stagione, è rimasta dolorante a terra. Adesso interviene anche lo staff sanitario dell'Audace Verona per soccorrere la calcettista in maglia 7-7. Si rialza Evelyn, molto dolorante, ovviamente ci auguriamo non sia nulla di grave, che possa presto tornare sul parquet del Palapanzini, al suo posto momentaneamente dentro Greta Maretti, mentre Pernazza si incaricherà della rimessa laterale. La posizione è interessante, allora il Molfetta può anche cercare la porta con Luna, con deviazione, calcio d'angolo. Non si è aperta la barriera dell'Audace e allora sarà corner per il Molfetta, che è partito con tanta forza e tanta determinazione. Batte Luna, fuori da Enrico, ancora dalla spagnola che chiude il triangolo, intercetta Barban, poi prova ad autolanciarsi Melissa Barban, le due gemelle dell'Audace Verona, con la 9 Melissa, con la 26 Natasha. Pernazza, Calais lavora a spalla alla porta questo pallone, ancora da Pernazza, poi Enrico e infine Calais. Luna cerca di passare centralmente, si allunga il pallone, non lo controlla più, facile Verdù per Maretti. Fermata da Luna, che perde però il controllo visivo col pallone, poi Barban alza questo pallonetto, Calais protegge, va a terra, subisce fallo, punizione a favore del Molfetta. L'approccio è positivo per la formazione di mister Iessi, che in questo avvio di campionato non è mai riuscito ad andare in vantaggio in nessuna di queste prime 4 gare. Pernazza, Enrico, Calais protegge, torna verso il centro, fermata da Natasha Barban, che trova Putto, la palla ce l'ha sul mancino. Pernazza interviene, poi cerca spazio per far passare questo pallone, trova la rimessa laterale, trova i primi applausi del pomeriggio. C'è però da recuperare il pallone prima di riprendere il gioco. L'Audace invece aspetta nella propria metà campo il Molfetta, mentre procedono le operazioni di soccorso di Luana Evelyn Tosetto sulla panchina scaligera. Luna in avanti, fermata facilmente da Barban, ancora Natasha Barban, non passa contro Luna, riparte in 2 contro 1 il Molfetta. Luna alza la testa, cerca e trova Calais, la grande parata di Verdù sul suo palo. Seconda grande occasione per il Molfetta, stavolta con Calais, bravissima Verdù a dirle di no sul suo palo. Calais alla battuta, fuori da Enrico. Luna non passa, Enrico ricomincia da Laura Sciannamea, avanza il portiere del Molfetta. Calais, Luna, Pernazza, detta il passaggio Calais, si torna proprio da lei, poi Enrico in banda, tocca per ultimo, rimessa laterale a favore dell'Audace. Maretti da Capitan Putto, Barban
non passa, Maretti con rimpallo ancora da Barban, non riesce a controllare Melissa Barban. Enrico, Andrea Luna, Calais contro Putto, cade a terra, non c'è fallo, riparte l'audace in 2 contro 1, Enrico intercetta e riparte 2 contro 1 adesso per il Molfetta con Enrico, male però questo pallone per Pernazza, spreca una buona occasione il Molfetta di andare a far male a Verdù. Rimessa laterale a favore della formazione biancorossa, oggi in maglia giallo fluo. Pernazza dietro da Marfil Enrico, intercetta Natasha Barban, non controlla però il pallone che termina fuori. Rimessa laterale, sono andati via i primi 3 minuti di questa gara, 0-0, 2 occasioni importanti per il Molfetta con Enrico e con Calais, 2 volte brava e attenta Marta Verdù. E Enrico cambia banda da Chiara Pernazza, davanti a sé Maretti, Pernazza torna dal suo capitano. Pernazza, Luna cerca ancora Pernazza, non passa su Maretti, rimessa Molfetta. Calais, Enrico, Luna alza un campanile, Maretti ci arriva ma non è precisa, allora Pernazza la prova a far passare, Putto in qualche modo, poi Maretti anticipa anche Verdù, va a terra, subisce fallo, calcio di punizione. Dentro Ficeto, fuori Melissa Barban. Primi minuti in campo dunque per la classe 2005 ex Lazio. Mentre in casa Molfetta la prima soluzione nella panchina è rappresentata da Elenia Caballero. Maretti batte la punizione giocando questo pallone all'indietro probabilmente, ma deve rettificare la battuta. E allora va da Verdù, alza la testa il portiere dell'Audace, cerca Putto, non la trova, rinvio dal fondo Sciannamea, fuori Luna, dentro Ilenia Caballero, a breve dentro anche dell'Ernia. Enrico, Pernazza, Caballero, intercetta Barban, rimessa laterale Molfetta. Caballero, 1 contro 1 in banda, prova ad accendersi la spagnola, torna da Pernazza, poi Calais, la protegge, spalla alla porta, cerca un rimorchio, non lo trova, prova ad andare verso i pali, facile Verdù che poi lancia per Putto, ma si trascina il pallone oltre la linea bianca e dunque calcio di punizione a 2 per il Molfetta dal limite dell'area, ingannata probabilmente dalle linee verdi il portiere del Verona, infatti scuote la testa. Punizione Molfetta dal limite dell'area di rigore. C'è Caballero che sistema il pallone. Sistema la barriera Marta Verdù. Fischia l'arbitro, Caballero in porta, colpisce in pieno la barriera, poi Enrico larga da Pernazza, fermata da Barban. Sciannamea alza la testa, Caballero, Pernazza, suolata per Calais, poi Enrico, centralmente si va a vedere Caballero, servita. Ancora la spagnola, non passa, riparte Maretti, 2 contro 2. Maretti ce l'ha sul piede buono, Maretti scortata l'uscita da Calais, poi Sciannamea alza la testa e cerca il lancio lungo per Pernazza che prova ad arrivarci. Verdù l'anticipa in rimessa laterale. Quattro minuti 35 secondi trascorsi, sempre 0-0, pronta Valenzano e pronta anche dell'Ernia per il Molfetta. Pernazza gioca questo pallone scucchiaiandolo per Calais, Putto anticipa tutte. Maretti prova ad armare la transizione scaligera, in banda c'è Barban, ancora Putto,
sulla sua parallela per Barban, esce Scianamea, la palla che passa in qualche modo, Pernazza ci mette una pezza, rimessa laterale, ha rischiato tanto il Molfetta qui, Puatte veloce per Maretti, Putto, poi Barban, torna indietro dal suo capitano, ancora Putto, duello con Calais, tocca poi Pernazza, rimessa laterale per l'Audace, 5 minuti andati via, 0-0, ha rischiato il Molfetta qualche istante fa. Pronta Maretti, occhio al movimento per liberare Putto, si torna invece indietro da Verdù che alza la testa e avanza. Verdù, palla centrale, Barban protegge bene Putto. Maretti prova a chiudere il triangolo, Barban non è precisa, rimessa laterale per il Molfetta che effettua i due cambi con Valenzano e con Gaia Dell'Ernia per Pernazza ed Enrico. E a breve dentro anche Arianna Piccino, immagino per Calais, per completare la prima rotazione di Mister Iessi. Valenzano, Dell'Ernia, Calais, Caballero, 1 contro 1, non passa, rimessa laterale. Chiedeva un fallo qui Caballero, non ravvisato però dal signor Andrea Barilla della sezione di Cinisello Balsamo. Calais, Dell'Ernia e Caballero sulla sua parallela. Dell'Ernia, occhio a Valenzano sul secondo palo, intercetta Barban in maniera determinante, poi riparte in 3 contro 2 l'Audace con la velocità di Barban che calcia la spaccata centrale di Scianamea. Caballero prova a correre, riesce a saltare la prima, riesce a saltare la seconda, si allunga il pallone, arriva Verdù a chiudere in rimessa laterale, inizia ad aumentare i giri del motore di femminile Molfetta Audace con Caballero che imbuca, Putto che chiude, ancora rimessa laterale, chiama lo schema Mister Iessi dalla panchina. Dell'Ernia lascia per Caballero, poi Valenzano alza la testa, cerca Calais, protegge il pallone e torna indietro da Dell'Ernia con spazio. Dell'Ernia, la finta su Ficeto, mantiene il pallone in campo, poi imbuca, tocca per ultima 2 volte, la palla non esce, Ficeto, un po' di confusione, Valenzano in rimessa laterale. A breve torna dentro Evelyn Tosetto, dunque sembra aver recuperato dal problema di inizio gara. Ecco Piccino per Calais intanto nel Molfetta e palla in possesso di Dell'Ernia. Piccino, adesso c'è Valenzano a far da pivot, Caballero, Dell'Ernia, Valenzano non controlla, rimessa Audace. Putto cerca Barban, non la trova. Piccino, Valenzano, Dell'Ernia, palla fuori, rimessa Audace. Rientra Evelyn per l'Audace e manovra lì questa palla per Putto. Prova ad alzare la pressione del Molfetta, male però perché Barban è sola contro Scianamea, controlla Barban, arriva Piccino con un fallo, calcio di punizione e cartellino giallo in arrivo per la numero 8 del Molfetta. Presa alle spalle qui la retroguardia biancorossa e Barban con la sua rapidità messo in difficoltà Piccino che ha speso il fallo, cartellino giallo e punizione da posizione interessantissima per l'Audace quando siamo nell'8° minuto di questo primo tempo. Putto si sistema sul secondo palo, conciliabolo tra Maretti ed Evelyn. Il mancino di Maretti può essere un'opzione, il destro di Evelyn, occhio anche allo scarico, Maretti finta, Evelyn in porta ma sul fondo. Seconda occasione da gol anche per l'Audace, la punizione di Evelyn direttamente fuori. Dell'Ernia, Caballero,
Piccino, Caballero, Dell'Ernia, pressata tutto campo da Evelyn. Piccino, Caballero, adesso ha alzato un po' il baricentro l'Audace. Allora Piccino chiude il triangolo per Caballero che non passa. Allora 2 contro 2, resiste Barban in banda da Maretti che cerca l'imbucata, arriva Sciannamea. Dell'Ernia, avanza lei, cerca Caballero, torna indietro da Piccino, alza la testa, poi Valenzano. Ragione il Molfetta. Piccino, Dell'Ernia, Valenzano in mezzo a 2, rischia di perderla, va a terra, c'è il fallo di Putto, calcio di punizione per il Molfetta, fallo numero 3 per l'Audace, dentro Ginosa, breve per il Molfetta. Dell'Ernia e Piccino sul punto di battuta. Piccino, Caballero cerca l'imbucata per Valenzano, palla che passa, non ci arriva però l'ex giocatrice del CMB. Rimessa laterale per le ospiti con Verdù, lo manovra in banda per Maretti, alza la pressione Valenzano, costringe di fatto Maretti a sbarazzarsi del pallone che termina docile tra le braccia di Laura Sciannamea. Piccino, pressata da Evelyn, resiste e va da Valenzano, in mezzo a 2 la vince Barban, stavolta il contrasto. Allora Barban avanza, secondo palo per Maretti, la grande risposta di Sciannamea a dire di no al tentativo dell'Audace che era arrivato in 2 contro 1. Rimessa laterale per Barban. Evelyn, Putto, sbaglia stavolta il passaggio, possesso biancorosso. Piccino calcia, Murata. Valenzano, palla sul fondo. Maretti. Si allunga il pallone, Piccino fa buona guardia per Caballero, 2 contro 2. Caballero si mette in proprio, resiste e guadagna rimessa laterale sulla fisicità di Melissa Barban. Dell'Ernia, Piccino, finta contro finta, Piccino prova a farla passare, Putto intercetta, poi Barban in qualche modo la tiene giù. Maretti alza la testa, cerca un corridoio, non lo trova, ricomincia da Evelyn, si fa vedere Putto, intercetta per un attimo Valenzano, rimessa per l'Audace. 10:52 al termine del primo tempo, 0-0, occasioni da una parte e occasioni dall'altra. Putto batte la rimessa, attenzione perché c'è Evelyn tutta sola, dormita del Molfetta, e per fortuna biancorossa che Evelyn non controlla il pallone, si dispera mister Rossi e ha tutte le ragioni del caso, perché era di fatto in porta Evelyn su questa dormita del Molfetta. Pronta Piccino, Enrico, Valenzano chiede palla in banda e la ottiene, 1 contro 1 con Maretti. Piccino ancora, rimessa Molfetta. Ginosa, Enrico, Ginosa, Piccino, Enrico, Piccino, rimessa laterale, rientra Luna e rientra anche Natascia Barban e fa spazio sua sorella Melissa. Luna, Ginosa, avanza, palla sotto la suola, 1 contro 1, sterzata di Ginosa. Enrico, finta di Enrico che passa, poi calcia male, palla fuori.
Verdù rimetterà in gioco la sfera. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, regna l'equilibrio e reti inviolate, 0-0. Colpo di testa di Enrico che anticipa tutte, rimessa laterale. Con Puttov che si incarica della battuta. Evelin, Puttov passa sul blocco di Evelin, poi Barban non controlla, rimessa Molfetta. Ginosa, Luna, anche Calais pronto a tornare dentro. Enrico, Ginosa, Enrico, Luna, Ginosa. Ancora il possesso palla del Molfetta, con pazienza Enrico, finta, salta la prima, poi si allunga il pallone, termina fuori, rimessa laterale. Puttov, Evelin, Maretti, pressa Luna e ruba palla, poi Valenzano calcia da lontanissimo, palla fuori. Verdù in avanti, Valenzano intercetta, riparte Luna, 3 contro 2 del Molfetta. Luna da Valenzano, Valenzano non riesce a controllare, palla fuori. Barban controlla, cerca il sombrero su Luna, non passa, Luna, Enrico. Rimessa laterale Molfetta. Enrico prova a battere veloce per la spagnola Luna. Luna, Valenzano, fermata in rimessa laterale. Luna, Ginosa, Luna, Enrico prova a passare, non trova però fortuna, allora Verdù, Puttov, Evelin, non passa, Valenzano per un attimo, va a terra, non c'è fallo, si gioca. Non è d'accordo il Palapanzini, Maretti in possesso, supera il centrocampo, punta Ginosa, sterza sul suo mancino, salta la prima, non la seconda che è Valenzano, che va subito da Luna. Luna ancora, da Valenzano, palla sul fondo, iniziano a essere tante però le occasioni da gol fallite dalla femminile Molfetta. Maretti, fermato da Luna. Calais Pernazza pronta a tornare dentro per il roster bianco-rosso. Occhio a questa palla centrale, Scianamea facile, poi va in panchina Valenzano, consolata da Miseriessi. Luna torna indietro da Capitan Enrico, in avanti c'è Calais che si muove sulla sua parallela. Ecco la servita la brasiliana su Enrico, protegge palla alla porta, resiste Enrico, deve liberarsi poi del pallone, non trova nessuna compagna, non trova il controllo della sfera. Rimessa a favore dell'Audace quando mancano 7 minuti e 35 secondi per chiudere questo piacevole primo tempo al Palapanzini. Finora sono mancati solo i gol, abbiamo visto diverse occasioni, 2 ottime parate di Verdù, una buona di Scianamea. Qui un po' di polemica sull'assegnazione della rimessa laterale che va all'Audace, con Puttov che chiede che venga rispettata la distanza e gira all'indietro per Greta Maretti. Barban, dove c'è solo Calais, una serie di rimpalli, Luna riemerge col pallone tra i piedi. Ancora Luna, chiude il triangolo con Enrico, Ficeto per un attimo, poi Scianamea da Calais. Resiste Ginosa, Enrico con un po' di strada davanti a sé, prova a correre il capitano biancorosso. Sulla corsa di Ginosa, Verdù la chiama, la fa sua e fa subito partire Ficeto. Mette in movimento a sua volta Barban, larga Puttov, si torna da Marelli. Maretti cerca la palla dentro, tamponamento, Ginosa, Barban si gioca secondo l'arbitro. Luna, un po' di confusione adesso. Dentro Pernazza, fuori Ginosa.
avanza Pernazza, da Calais, controlla, calcia, fermata, Luna, c'è Pernazza che si va a vedere sul secondo palo, Luna cerca il corridoio centrale, poi torna ad Enrico, a sua volta chiama Scianamea, poi indeciso sul da farsi il Molfetta, Luna. Enrico, Pernazza, Enrico, Luna in avanti dove c'è solo Maretti, poi Luna intercetta per un attimo, Ficeto vince il corpo a corpo e guadagna rimessa. Time out chiamato dall'Audace. Sei minuti e 7 secondi per chiudere il primo tempo, 0-0 al Pala Panzini tra Molfetta e Verona. Si ripartirà dalla rimessa laterale per le ragazze allenate da mister Andrea Rossi. Melissa Barban gioca all'indietro per Putto, poi Maretti. Palla difficile, è persa dall'Audace che ha rischiato sulla pressione di Calais. Chiara Pernazza batte la rimessa. Ancora l'ex giocatrice del Bitonto, scambia con Enrico. Calais lascia lì il pallone, Maretti intercetta, poi Calais glielo scippa, in mezzo a due Enrico passa, Putto, rimpallo buono per Ficeto che fa correre Maretti, fallo di mano non visto probabilmente di Calais. Allora Enrico avanza per Calais, palla fuori. Altra occasione importante costruita dal Molfetta, sempre in 2 contro 1, finora è mancata la precisione al team del presidente Massimo Giagnorio. Putto, Maretti sulla corsa di Barban che è veloce ma non così tanto, rimessa allora a favore della femminile Molfetta con Chiara Pernazza che si incaricherà della battuta giocandola per Enrico e poi Andrea Luna. Enrico, Luna, Calais avanza, arriva il raddoppio vincente di Barban, poi Calais si va a riprendere il pallone con grinta e rabbia. Pernazza, Calais, Luna, ultimi 5 del primo tempo, prova a passare Luna, torna indietro da Pernazza, cerca l'esterno per Enrico, palla che si impenna, Verdù non la può prendere con la mano, sbaglia, allora Enrico per Andrea Luna, palla troppo pigra, arriva l'intercetto decisivo di Putto. Qui il Molfetta poteva sfruttarla meglio questa occasione, Verdù non se l'è sentita di prenderla con le mani pensando fosse un retropassaggio, ne è uscita una brutta palla che per poco non mandava in porta il Molfetta. Non controlla il pallone Luna, rimessa laterale per il Verona quando mancano 4 minuti e 44 secondi al termine del primo tempo. Rimessa laterale per le scaligere. C'è da recuperare un nuovo pallone. Melissa Barban all'indietro da Putto, poi Maretti avanza la 21, fermata da Pernazza, si guadagna rimessa e batte veloce per Calais, anticipata da Putto.
poi Putto allontana il pallone, Calè lo fa presente al signor Barilla che va a richiamare il capitano dell'Audace. Un po' di scaramucce. Pernazza lascia lì Enrico, Pernazza non ha spazio per calciare, Ficeto torna, buona per Luna che apre il tiro ma non c'entra lo specchio. Ennesima occasione del Molfetta non concretizzata. Barban si mette in proprio, si allunga il pallone, rimessa Molfetta che prova a chiudere con un forcing questi primi 20 minuti effettivi dopo una parte centrale più a favore dell'Audace che ha avuto 2 importanti palle gol. Adesso torna a comandare il gioco il Molfetta con Enrico. Pernazza pressata da Ficeto, si deve sbarazzare del pallone, trova Sciannamea, poi Calè, 4 minuti ancora per finire il primo tempo. Calè avanza al piccolo trotto, si appoggia da Pernazza che gira da Luna, sola Calè, Luna cerca il passaggio, colpisce in pieno Pernazza e allora può ripartire l'Audace con un 2 contro 1. Barban cerca Ficeto, non la trova, rimessa laterale, rimette dentro Caballero mister Iessi. Luna, Enrico, Pernazza, Ficeto intercetta, Pernazza da Enrico, Luna, è partita Pernazza, intercetta bene Barban e poi prova a ripartire, parte Barban velocissima contro Luna, resiste, la mette al centro, brava Sciannamea, poi attenzione perché Barban si è scontrata con le protezioni alle spalle della porta. E allora mette palla fuori il Molfetta. Si rialza tra gli applausi del Palla Panzini Melissa Barban. Che adesso abbandona il campo. Ovviamente ci auguriamo non sia nulla di grave. L'Audace sportivamente restituisce palla al Molfetta. 3 minuti e 18 per chiudere la prima frazione. Sempre 0-0. Calè. Luna non passa su Natascia Barban. Poi Pernazza da Enrico. Centralmente si fa vedere Calè. Ancora Pernazza. Cerca adesso la brasiliana che controlla e punta la porta. Calè va da sola. Si ferma. Torna poi indietro. Pernazza all'1 contro 1. Pernazza passa, Pernazza ancora, allargata Luna, ha spazio Luna, murata da Verdù, poi Pernazza, palla sul fondo con deviazione e calcio d'angolo probabilmente. Ennesima occasione per la femminile Molfetta. Tutta la classe di Chiara Pernazza. Brava Verdù nell'uscita su Luna, angolo battuto da Calè, fuori da Enrico. Luna. Anticipata Pernazza, Luna deve rincorrere il pallone. Calè. Cerca Enrico, non arriva però sul pallone. Dentro Caballero, fuori Andrea Luna. Cambio tutto iberico per il Molfetta. Caballero a contrasto con Maretti che è alla meglio. Maretti, poi calcia, Sciannamea non controlla, sarà calcio d'angolo. Barban batte veloce per Maretti, traversa incredibile, riparte Caballero, 3 contro 2 potenziale, Caballero bene da Calè, sola contro il portiere, Calè,
per il vantaggio della femminile Molfetta. Calais 1-0. Giocata importante quella di Caballero in banda con l'esterno, cambia gioco per Calais che mette a sedere l'avversaria. Poi la conclusione non è irresistibile, ma con la giusta deviazione beffa Verdù. 1-0 Molfetta dopo 17 minuti e 49 secondi del primo tempo. Calais porta avanti le biancorosse. Calais intercetta ancora Caballero, che ha cambiato l'inerzia di questo primo tempo. Pochi istanti prima del gol di Calais, l'incredibile traversa di Maretti con un mancino davvero velenoso. Va a terra Calais, calcio di punizione per il Molfetta. Quarto fallo dell'Audace. Pernazza, Calais cerca Caballero che resiste. Caballero commette fallo sul punto sbilanciandola. Calcio di punizione a favore dell'Audace. 1:43 in questo primo tempo. Barban, occhio al movimento di Putto, cercata ma non trovata dal passante di Natasha Barban. Calais, Caballero, Calais non passa su Barban. Enrico, Calais, ancora Barban in pressione. Pernazza, alza la testa, poi Caballero, raddoppiata da Putto. Corpo a corpo, Caballero-Putto, giallo per Caballero, che ha sbracciato su Luana Putto. Maretti batterà la punizione, quarto fallo anche per il Molfetta. 1:11 da giocare in questo primo tempo. Putto, palla brutta persa dall'Audace. Pernazza in mezzo a due, non c'è il fallo di Evelyn. Ancora Evelyn che calcia, fermata, poi un rimpallo, arriva Shanamei a mettere ordine. Calais a terra col contrasto su Evelyn, non c'è fallo. Si è un po' accesa la partita dopo il gol di Calais. Chiede spiegazioni Pernazza sul mancato fischio. Calais cerca proprio la siciliana del Molfetta che non controlla. Calais ruba un gran pallone. Calais, Enrico, finta di Enrico che poi non riesce col mancino a tenere il pallone sotto il piede. Maretti da Putto, 40 secondi da giocare nel primo tempo. Alza la pressione il Molfetta. Evelyn da Maretti, ce l'ha sul piede buono il mancino. Enrico intercetta, Pernazza evita la rimessa e prova a dare una nuova linfa a questo attacco del Molfetta. Enrico, Pernazza alza la testa, larga da Calais, palla imprecisa, si dispera la 11 del Molfetta, 24 secondi e palla in mano per Verdù che deve velocizzare, cerca Maretti in avanti da Barban che prova a calciare, palla fuori. Resta a terra Barban nel contrasto con Pernazza. Interviene lo staff sanitario.
Gioco ancora fermo per consentire le cure a Barban. Anche lei, come la gemella, si è fatta male poi dopo aver calciato nella caduta. Si rialza adesso Natasha Barban. Una credo alla schiena. Anche lei tra gli applausi del Pallapanzini. ...18 secondi per chiudere il primo tempo. E il Molfetta in possesso. Enrico Pernazza, vediamo se imbastisce l'ultimo pericolo. La formazione biancorossa. Calais, Pernazza, 9 secondi. Scorrono veloce sul cronometro. Allora Calais cerca Pernazza, palla troppo lunga. Puttò la scorta all'uscita, 3 secondi. Allora Verdù va da Evelyn, che cambia banda ma suona la sirena di metà gara. 1-0 per la femminile Molfetta. Decide il gol di Calais.
Tornano in campo Femminile Molfetta e Audace Verona per il secondo tempo di questa sfida. Si riparte dall'1-0. Il gol decisivo finora lo ha realizzato Calais nel finale di frazione. Femminile Molfetta che ha avuto diverse buone occasioni da gol, un paio importanti però anche per l'Audace, con la traversa di Greta Maretti proprio prima della ripartenza per il vantaggio biancorosso. Dunque un secondo tempo da vivere qui dal Palapanzini. Evelyn sul punto di battuta. Rivediamo in campo Natasha Barban dopo il colpo ricevuto nel finale di primo tempo. Per fortuna tutto ok. Calais, Enrico. Dell'Ernia, sarà importante l'approccio a questo secondo tempo per entrambe le squadre. Enrico, Dell'Ernia cerca Calais, non la trova. Arrivano intanto i primi finali di giornata con il pareggio per 1-1 tra Kickoff e Lazio. Stanno giocando invece Roma-Cagliari. Fallo di Enrico su Evelyn, punizione a favore dell'Audace. Spinta a due mani irregolare del capitano biancorosso. Putto, Evelyn all'indietro, Maretti insegue la palla e la riceve. Barban centralmente da Putto, chiude il triangolo, bene per Barban, sola contro Sciannamea, diagonale fuori. Bella manovra dell'Audace qui. Dell'Ernia, Enrico, Calais, Dell'Ernia, spalla alla porta, torna da Calais, la brasiliana, poi da Caballero, ancora Calais, Enrico, ricezione profonda, poi però si trascina il pallone fuori, sarà rimessa per l'Audace. Presenza numero 55 con la maglia della Femminile Molfetta per capitano Enrico. Evelyn, Putto, è partita Barban, Putto la cerca e la trova, gran controllo di Barban, Barban! Gran gol di Barban, ha pareggiato l'Audace Verona con Natasha Barban, controllo pregevole col tacco e a tu per tu con Sciannamea, apre il piattone destro e fa 1-1 dopo 1 minuto e 17, il pareggio di Barban. Presa alle spalle la difesa del Molfetta e dunque 1-1 il pareggio di Natasha Barban. Gol numero 2 del suo campionato. Ora torna in panchina dentro Melissa Barban. Tutto da rifare per il Molfetta. Dell'Ernia, Enrico alza la testa. Dell'Ernia srotola in avanti, Putto prima di tutte, poi tocca per ultimo. Il Molfetta guadagna palla. Dell'Ernia, Calais, Caballero chiude bene il triangolo per Calais, un rimpallo e poi Verdù non è riuscita a trovare lo spazio per calciare. L'ex giocatrice del Cascavella, ancora Evelyn, resiste e riparte, cerca la palla in profondità, termina fuori Sciannamea, rimette in gioco il pallone servendolo a Dell'Ernia. Calais prova ad aumentare un po' i giri del motore il Molfetta per scuotersi questo avvio negativo di secondo tempo. Caballero, Calais e poi Dell'Ernia non controlla, rimessa laterale a favore dell'Audace che adesso ha preso vigore e fiducia. Putto alza la pressione, Caballero, Barban prova a farla passare, scusate, Calais e Sciannamea allontana il pallone in avanti. Verdù, Barban, Maretti, Evelyn, Putto in avanti, palla difficile, Barban non riesce però a controllarla e a mantenerla in campo, regolarmente in gioco, rimessa laterale per Calais. 2 minuti e mezzo andati via, 1-1, cambiato il parziale in questo avvio di secondo tempo, ha segnato Natasha Barban. Calais, Caballero, non passa il pallone,
facile Verdù. Barban prova a chiudere il triangolo, bella l'idea con Maretti, ma non riesce la 21 a tenerlo in gioco questo pallone. Enrico, Dell'Ernia, Calais, Enrico, Caballero, scucchiaia dove non c'è nessuno, Putto, Maretti, Putto, Evelyn, Caballero per un attimo, poi ancora Caballero, si impegna, prova a tenerla viva, guadagna il massimo da questa situazione, cioè la rimessa dell'Ernia, servita da Marfil Enrico. Avanza l'ex CMB, torna indietro da Enrico, poi Caballero in banda opposta. Sempre attenta sulle sue tracce Evelyn, Enrico. Detta il passaggio Calais, servita. Resiste, torna indietro, Caballero. Dell'Ernia, alza la testa, la fa passare per Caballero. Intercetta Maretti, riparte ancora l'audace, 2 contro 1, Maretti resiste, ma Calais con esperienza le fa perdere il passo e di conseguenza il pallone. Calais da Enrico, fermata da Putto, torna indietro, Dell'Ernia, Caballero. Impreciso il pallone per Calais. Rimessa audace, fuori Caballero, dentro Andrea Luna. Primo cambio in questa ripresa del Molfetta. Evelyn, malinteso con Putto, palla persa. Arrabbiatissimo mister Rossi in panchina. Luna alla battuta, Dell'Ernia, Luna, palla un po' pigra, Calais anticipata. Ancora rimessa laterale. Calais lascia scorrere per Luna, all'1 contro 1, Dell'Ernia, Enrico, Calais, Dell'Ernia, anticipata da Putto, poi Barban, prova a mettersi in proprio, passa Barban, ancora Melissa Barban, tiro debole, facile per Sciannamea, Dell'Ernia ricomincia l'azione del Molfetta, prova a essere più aggressiva adesso la formazione biancorossa, Luna, chiede palla Calais, Luna cerca Enrico, trova una deviazione, no, secondo l'arbitro, rimessa laterale a favore dell'Audace. Maretti in avanti, cerca Barban, non può arrivarci, Sciannamea sì. 5 minuti andati via in questa ripresa, 1-1 al Pallapanzini, Dell'Ernia subito da Enrico. Prova a guadagnare campo il Molfetta, con Calais, spalla alla porta, Putto, Dell'Ernia, finta il destro, poi va da Enrico, larga Calais, chiede palla, Luna punta alla porta, calcia con deviazione, calcio d'angolo a favore del Molfetta. Sta per giocarsi la carta ginosa mister Iessi. Luna, fuori per Calais, trova un'altra deviazione, stavolta di Evelyn, calcio d'angolo. Luna, non precisa nel passaggio, ci mette il piede Evelyn, rimessa laterale Molfetta. Enrico, Luna, palla in avanti, non può arrivarci Calais, poi Verdù, gran lancio sulla corsa di Maretti, buono l'aggancio, arriva Sciannamea in uscita, subito da Enrico, prova a velocizzare la manovra, la femminile Molfetta, con Calais, Putto è sempre sulle tue tracce, fallo di Putto, cartellino giallo inevitabile per il capitano dell'Audace. Qui si becca un po' con mister Rossi, Putto. Punizione Molfetta, primo fallo della ripresa
per l'Audace e giallo per Luana Putto, capitano classe 96. Dell'Ernia e Calais sul punto di battuta. Dell'Ernia cerca Luna, anticipata da Maretti. Poi Calais ruba palla. Calais resiste. Calais, palla fuori. Occasione gigantesca per Calais. Se l'è costruita da sola. Dall'altra parte Barban passa, calcia esterno della rete. Shanna Mea rimette in gioco la sfera. Occasione da una parte, occasione dall'altra. Botta e risposta tra Femminile Molfetta e Audace Verona. Luna, Enrico, Luna ancora in avanti, Enrico anticipata da Evelyn. Gara di grande applicazione per la brasiliana classe 2003, sempre molto ordinata nelle scelte, nella trasmissione di palla. Lei, lo ricordiamo, ha la prima esperienza assoluta in Italia. Batte Enrico, la rimessa per Luna che arma il destro. Tocca Evelyn, calcio d'angolo. Dentro Ginosa, fuori Enrico. Dell'Ernia. Calais lascia scorrere. Barban ci mette il piede, rimessa laterale. Valenzano e Pernazza, le altre due mosse pronte per Mister Iezzi, che prova a sfruttare tutta la profondità del suo roster. Ginosa, bella palla per Dell'Ernia, torna indietro da Luna che avanza e cerca spazio. Vuole Calais, trova una deviazione e trova la rimessa, sempre da zona offensiva. Adesso spinge il Molfetta che ha assorbito il gol del pareggio e prova a rimettere il muso davanti. Ginosa. Calais chiede palla in banda. Ginosa si appoggia da Dell'Ernia. Movimento a liberare Luna. Sola contro Putto. 1 contro 1. Luna la lascia lì per Dell'Ernia. Rimpallo Luna. Palla ancora in suo possesso, calcia all'improvviso, Putto in qualche modo intercetta, poi Maretti per la ripartenza. Contro Calais, Maretti calcia, trova la deviazione, trova il calcio d'angolo che fa guadagnare campo all'Audace Verona, con Mister Rossi che chiama a gran voce lo schema, con Valenzano che fa ripiattare Calais e con Evelyn che batte il corner. 12:49 da giocare, Evelyn dietro per il mancino di Maretti, con deviazione di Shanna Mea, calcio d'angolo. Occhio a Evelyn che batte il calcio d'angolo. Maretti ancora a calciare. Valenzano capisce tutto. Poi la palla di Putto è per Barban che sulla pressione di Luna evita guai e la mette in rimessa laterale. Torna dentro Chiara Pernazza. Luna. Ginosa contro Evelyn, si complica un po' la vita e perde palla. Barban, Luna per un attimo, Barban, ancora Luna intercetta, poi Pernazza per la ripartenza, punta la porta avversaria Pernazza, cambia banda, bene da Luna che ha spazio per il destro con i pugni Verdù, poi Pernazza, secondo palo, miracolo incredibile di Verdù su Valenzano, paratissima del portiere dell'Audace. Pernazza intercetta per Ginosa, avanza ancora Valenzano in zona tiro, Valenzano non trova la porta, che parata di Marta Verdù. Puro istinto, ma pure tanta tecnica per arrivare lì a chiudere sul secondo palo. Molfetta davvero a un passo dal gol del 2-1. Una prodezza di Verdù. Ha negato a Valenzano la gioia del primo gol in questa stagione. Evelyn, adesso torna da Putto. Bella l'idea per servire Maretti che era sfuggita la marcatura biancorossa, ma non è stata trovata dal pallone. Qui c'è da
velocizzare perché intanto il cronometro va e il gioco intanto è fermo. Allora Pernazza, Valenzano, Ginosa tiene in campo il pallone, lotta con Ficeto che in qualche modo trova Evelin. Pernazza anticipa, Pernazza resiste, Pernazza, Ficeto lotta e mette palla in rimessa laterale. Buono l'apporto di Pernazza e Valenzano in questo secondo tempo. Eccola Pernazza, sfrutta il blocco di Ginosa, Pernazza, deviazione e calcio d'angolo. Resta lì il Molfetta, impressione. Dopo aver subito il gol dell'1-1, qualche minuto per assestarsi, adesso è tornata all'attacco furente la formazione biancorossa. Luna la battuta del corner. Deve velocizzare, torna dietro da Ginosa, la spaccata di Verdù. A dirle di no. Sta salendo in cattedra il portierone con la 1 dell'Audace. Ginosa batte la rimessa. Luna. Valenzano protegge, cerca di chiudere il triangolo. Troppo potente questo pallone, Luna non la può prendere. Time out chiamato da mister Rossi. ...11 minuti e 9 secondi da giocare in questa ripresa e 1-1 il parziale qualche istante fa. Il miracolo di Marta Verdù su Valenzano. Time out chiamato dalla panchina rossonera. Ficeto, Maretti, Putto ed Evelin davanti a Verdù per mister Rossi. Maretti, Evelin sulle sue tracce Valenzano. Evelin cerca il corridoio profondo, trova però la precisione e allora la rimessa sarà del Molfetta e di Simona Ginosa. Chiara Pernazza in avanti, cerca Valenzano, prova a controllare, si allaccia con Evelin. Verdù capisce il pericolo, fa 2 passi e blocca il pallone. Maretti sulla pressione di Ginosa, si complica la vita, Ficeto in qualche modo la tiene giù, bene poi per Evelin, la giocata di Evelin, Pernazza intercetta, Ginosa ancora, buona giocata di Ginosa, Maretti con una grande senso della posizione anticipa tutti, per un attimo Pernazza, poi Ginosa deve mettere un po' di ordine. Pernazza prova a spingere ancora il Molfetta, con Luna che avanza, Valenzano chiude il triangolo, Luna fuori da Pernazza, murata da Luana Putto. Rimessa laterale Molfetta che prosegue nell'assedio, alla porta Scaligera. Pernazza, Ginosa, Luna. Rischia un po' Luna, poi Valenzano da Scianamea. Pernazza, ultima quarto di gara, 10 minuti al termine. Valenzano punta Maretti, va da sola, fermata con le buone da Maretti, rimessa laterale, chiama alta la pressione mister Iessi, ma c'è spazio per l'Audace, intercetta Luna, Ginosa, Valenzano. Tocca per ultimo una giocatrice dell'Audace. Pronto un cambio per mister Rossi con Federica Santi, pronta a fare il suo debutto in questa gara. Ginosa, Andrea Luna, in avanti non c'è nessuno,
non c'è deviazione e arriva Verdù che prova ad armare la ripartenza per Evelyn, sombrero, Sciannamia, grande parata, Valenzano in ripartenza, non trova Pernazza, Putto, Evelyn sbaglia il passaggio. Questi lanci lunghi alle spalle, la difesa del Molfetta sta soffrendo praticamente da tutto il pomeriggio. Qui è stata bravissima la giocatrice dell'Audace, prima col sombrero, poi ha trovato l'uscita di Laura Sciannamea. Luna, 9 minuti ancora da giocare. Pernazza cerca Luna, gran palla, Luna controlla, torna indietro, prova a girarsi, la palla resta lì, ancora la deviazione di Ficeto decisiva. Chiama Calè mister Iessi. Luna, Valenzano prova a proteggerla bene da Pernazza, Verdù se la ritrova lì e poi fa correre Evelyn, Ginosa in anticipo, trova anche Pernazza che vince il rimpallo. Valenzano, la deviazione determinante di Luana Putto che poi resta stremata a terra. Sarà calcio d'angolo per il Molfetta. Pronta Ginosa. Scucchiaia. Pernazza! Verdù in bagger, allontana. Pernazza da Ginosa, non vuol perdere tempo il Molfetta, ancora la 11 biancorossa. Valenzano all'indietro da Luna, cambia banda, Ginosa, 8,25 ancora, Ginosa sterza, torna sul mancino, poi Pernazza. Valenzano protegge, c'è Luna che le offre un passaggio, torna da Pernazza, prova a guadagnare un po' di campo adesso, Ginosa, centralmente Valenzano, cercata, non trovata perché c'è una deviazione e la rimessa laterale. Luna resiste, prova a passare, Putto in vantaggio su Valenzano, rimessa ancora. Luna, Pernazza, Luna, rischia un po', Ficeto intercetta, Sciannamea servita da Pernazza, alza la testa, studia il da farsi, cerca Valenzano che non arriva a colpire di testa. Putto, Evelyn, Ficeto, bella palla per Putto, prova a partire, fermata da Ginosa, fallo di Valenzano che spinge Putto, calcio di punizione a favore dell'Audace. Fuori Luna, dentro Calè. Batte Evelyn la punizione da Maretti, Calè subito sulle tracce della 21. Poi lancio lungo di Verdù, non trova Ficeto, ma la collega Sciannamea. Pernazza. Calè prova a cercare Valenzano, non controlla, rimessa laterale e per l'Audace. Maretti dietro, Evelyn rischia tanto con questo pallone un po' casaccio, palla persa dall'Audace. Pernazza da Ginosa, Valenzano fermata, tocca per ultimo, rimessa laterale. Putto, Ficeto, Evelyn avanza, resiste, ancora col possesso palla, ancora Evelyn avanza, poi calcia, guadagna un calcio d'angolo di fatto dal nulla, la 77 brasiliana porta a casa un corner e dunque l'opportunità di imbastire uno schema per le tante giocatrici abili al tiro di mister Rossi. Evelyn cercata invece Maretti, Ficeto tocca per ultimo, la rimessa del Molfetta, siamo entrati negli ultimi 7 di gara e Caballero la prossima mossa biancorossa. Ginosa contro Putto, corre Ginosa, tocca per ultimo Putto, la rimessa biancorossa. Pernazza,
Valenzano calcia Murato, Ginosa resta lì, palla che passa sotto le gambe di Evelyn e poi fallo di Valenzano. Terzo fallo del Molfetta, torna dentro Natasha Barban, che l'ha pareggiata questa sfida con un gran gol in avvio di ripresa. Maretti, attenzione a Putto che ha spazio, Putto controlla, calcia e buca Shannamia sul suo palo. Il vantaggio dell'Audace a 6:20 dalla fine del match, con Putto ancora con una palla alle spalle della difesa. 2-1 Audace, 6:20 da giocare. Valenzano per Nazza. Valenzano, palla difficile, guadagna comunque rimessa. Adesso il Molfetta deve resettare quello che è accaduto e cercare un assalto finale, magari con un po' più di precisione sotto porta, quella che è mancata finora. Per Nazza, cambia bene, banda da Ginosa, finta di Ginosa, torna indietro da Calais, Parnazza larga, prova a calciare di prima, palla fuori. Verdù da Putto, Evelyn, fermata da Calais che va a terra nel contrasto con Evelyn, si gioca, resta a terra la brasiliana. Maretti, gioca l'Audace, Barban, vola Shannamia a calcio d'angolo. Adesso protestano dalla panchina biancorossa, sia per il mancato fischio su Calais, sia perché l'Audace ha giocato con Calais a terra. Sembra essere piuttosto serio il problema per Calais, dolorante all'altezza dell'orecchio destro. Viene accompagnata fuori dal campo. Sarà calcio d'angolo per l'Audace. Al suo posto Caballero, l'altra mossa pronta per Misteriesi e Gaia Dell'Ernia con la maglia arancione del portiere di movimento. 5:42 da giocare, l'Audace è passato in vantaggio con Putto che sportivamente restituisce palla al Molfetta.
Gran bel gesto qui del capitano dell'Audace. Dentro Dell'Ernia con la maglia del portiere di movimento. Dentro Luna per Ginosa. Luna. Pernazza. Luna. Valenzano. Finta. Cerca il varco, non lo trova. Luna. Dell'Ernia. Difende con ordine, almeno in questo avvio, l'Audace. Valenzano lascia scorrere. Pernazza non si coordina bene per calciare. Palla fuori. Rientra Sciannamea fuori Dell'Ernia. Chiama la pressione a tutto campo mister Iessi. Verdu. Putto fermata da Valenzano per un attimo. Poi Evelyn. Caballero sulla palla vacante. Valenzano cerca il tacco per servire Pernazza. Non ci arriva la 11. Ultimi 5 di gara. Maretti in avanti. Evelyn col petto. Valenzano lotta e ruba per un attimo il pallone. Poi Putto mette ordine. Maretti da Barban. La mantiene in campo in qualche modo. Sulla pressione di Caballero. Gran palla ancora per Putto che calcia. Non trova però la porta. Time out femminile Molfetta. (4:44 da giocare). Rientra Calais, rientra Enrico e rientra anche Gaia Dell'Ernia dopo il time out chiamato da mister Iessi. Calais, Valenzano, Enrico, Dell'Ernia, Enrico, Calais, Enrico. Lascia scorrere Calais. Valenzano alza la testa, prova a cambiare banda, non trova però nessuna delle compagne in maglia gialla. Sciannamea riprende la traiettoria della propria porta. Barban rimette in gioco la sfera. 4:20 da giocare. Verdu. Putto prova ad andare profonda. Calais intercetta ma non mette giù. Luna non ci può arrivare. Barban deve velocizzare la manovra, butta palla lontano. Sciannamea, Enrico, è pronto il cambio di Dell'Ernia. Ancora col power play in Molfetta. Con Calais, Enrico, 4 minuti da giocare. Dell'Ernia alza la testa, poco movimento delle compagne, si torna da capitano Enrico. Calais lascia scorrere, Valenzano non se l'aspetta, rimessa laterale a favore dell'Audace che guadagna qualche secondo, prende fiato. Inizia a fiutare l'impresa. Luna intercetta, mantiene per anche il pallone in campo Sciannamea. Luna. Enrico. Dell'Ernia, avanza lei, fermata da Barban sulla sua parallela. Piccinno. Entrata lei per girar palla adesso. 3:30 adesso il cronometro. Il più grande alleato dell'Audace. Piccinno, Valenzano ribalta il fronte e colpisce la traversa. Verdu in avanti. Piccinno anticipa tutte ma non tiene il pallone in campo. Attenzione perché il Molfetta è messo male. Tentativo murato. Luna da Caballero.
deve puntare Putto, Caballero e la sua zona, Verdù smanaccia, calcio d'angolo. Rientra Dell'Ernia, 3 minuti da giocare, servita subito la 5, Luna, Dell'Ernia, Piccinno, Luna, Piccinno, Luna, Piccinno, da Luna che cerca l'imbucata, troppo morbida centrale, Maretti colpisce Dell'Ernia, si gioca, Luna 2,42, riparte da Piccinno l'azione del Molfetta. Luna, troppo pigro questo passaggio per Calais, Putto direttamente fuori. 2,30 da giocare. Piccinno, Luna, Piccinno, Dell'Ernia subito da Caballero, Murata, Caballero non riesce a trovare Calais. 2,19. Maretti batte la rimessa, lontano da Evelyn, anticipata da Piccinno, Barban prima di tutte, Barban passa, Barban fermata da Scianamea, calcio d'angolo. Pronta Maretti, in buca, fermata però da Caballero. Pronta Maretti ancora, Caballero intercetta, Luna non la mantiene in campo, si resta lì. Putto, Evelyn, Maretti, fermata da Calais per Luna, 2 contro 1, Luna va da sola, Luna si allunga troppo il pallone, poi lo allontana e prende il giallo. Qui il Molfetta poteva capitalizzare al meglio questa chance di superiorità numerica. Verdù da Putto, falsa partenza. Allora Verdù lontano da Maretti, Piccinno ci mette la testa ma il pallone esce. 1,51. Scianamea da Luna, poi va subito a prendere il cambio. Ultimi 100 secondi di gara. Piccinno, Dell'Ernia, Piccinno, Caballero, Piccinno, lascia lì per Caballero che cerca la palla per Luna, non ci arriva, Barban a porta vuota, non calcia, cerca un dribbling e si trascina il pallone fuori. E il pallone ancora della femminile Molfetta con 1,26 da giocare, con Caballero che velocizza per Arianna Piccinno. Ancora Caballero, fermata sulla sua parallela. Piccinno, Dell'Ernia, Piccinno, Caballero, Piccinno, fermata da Maretti, non c'è il portiere, Dell'Ernia recupera la palla, Dell'Ernia, Piccinno, ultimo minuto, Dell'Ernia, Piccinno, Calais, lascia scorrere per Caballero che cerca Luna in ritardo sul secondo palo, occasionissima ancora per il Molfetta. Verdù spara lontano, Evelyn prova a proteggerla, la tiene, Evelyn resiste e guadagna nulla perché la tocca a lei per ultima. Ultimi 43 secondi, gli ultimi assalti del Molfetta per evitare questa sconfitta. Piccinno, Calais, Piccinno, Caballero, Calais, 30 secondi ancora, Dell'Ernia, finta,
Dell'Ernia cerca Caballero, pareggia il Molfetta con Ilenia Caballero a 26 secondi dalla sirena di fine gara. Trovata sola sul secondo palo, Caballero controlla e fa 2-2. 26 secondi da giocare. Barban, Putto in avanti da Barban, palla fuori, rimessa Molfetta, vediamo se la gioca col power play mister Iezzi. Sembra proprio di sì. Dell'Ernia, 21 secondi, il Molfetta vuole vincerla. Calais, Piccinno, 16 secondi. Calais da Piccinno. Dell'Ernia, 10 secondi. Piccinno in avanti da Caballero, fermata, rimessa laterale, 6.6 dice il tabellone. C'è tempo per imbastire l'ultimo attacco con Calais. Fuori Dell'Ernia, la palla resta lì, buzzer beater di Caballero, 3-2 femminile Molfetta, sta venendo giù il Palapanzini. Caballero nel giro di 22 secondi ribalta la partita. 3-2 femminile Molfetta, la gioia di Ilenia Caballero. L'estat sul tap-in, ancora 4 secondi da giocare. Quattro secondi. Attenzione perché Calais anticipa i tempi. Si andrà da Putto probabilmente o da Maretti. Ancora 4 secondi. Maretti calcia, colpisce Calais, Luna allontana, palla ancora in gioco, rimessa per l'Audace. 4 decimi sul tabellone. È accaduto di tutto. Questo sport non ha assolutamente alcun senso. Barban da Maretti, suona la sirena. La femminile Molfetta confeziona la rimonta negli ultimi 26 secondi di gara. Supera per 3-2 l'Audace Verona e trova il primo sorriso della sua stagione. Scorrono dunque i titoli di coda su questa meravigliosa partita. Da Gabriele Pappola è tutto, a risentirci sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.